Questo è un piatto di penne al pomodoro, né troppo buono né troppo cattivo, ma non è soltanto un piatto di pasta. È l'unica vittoria sindacale che possiamo rivendicare dal 2000 a oggi, e lo dico senza esagerazioni. Avere una mensa, qualcuno che cucina per noi, avere un tempo per mangiare e intanto un tempo per staccare, un piatto caldo in mezzo al turno. Prima ci portavano il cibo nelle vasche, arrivavano da fuori e scaricavano le pietanze nei piatti come cazzuolate di calce sui mattoni. Ma non è avere un cuoco al posto del cibo precotto quello che conta davvero, non è una questione di qualità delle penne e del sugo. La nostra vittoria è essere riusciti a tenere la mensa alla quarta ora. Solo noi, alle meccaniche, ce l'abbiamo. Quando mangi la quarta ora, allora parli con gli altri operai. È il momento in cui i vecchi possono condividere l'esperienza con gli ultimi arrivati. Stiamo tutti insieme, ma è proprio questo che non vogliono. Alle carrozzerie hanno messo la mensa al fine turno. Al cambio ibrido hanno messo la mensa a fine turno. Dappertutto hanno messo la mensa a fine turno. A Torino, a Parigi, nel mondo. E per risparmiare. E sai qual è? Il risultato è che risparmiano. Perché i nuovi se ne vanno a casa, dove li aspetta un piatto freddo da scaldare. Non pretendono il pranzo e nessuno di noi si rivolge più la parola. L'azienda ha meno pasti da pagare e meno operai che si confrontano. Doppio guadagno. Io, lo ammetto, l'altro giorno ho visto uno dei nostri che era affamato e resisteva, si lamentava e non mangiava perché voleva saltare la mensa e andare a fine turno a casa. E mi è venuto un Cristo. Scusa, non hai capito, gli ho detto. Cosa fai? Solo noi abbiamo questa mensa in mezzo al turno di lavoro. Quello che mi dispiace è che lì per lì ha finito per darmi ragione, ma avrà pensato che sono un vecchio rompicoglioni. Nicola Zancan ha letto un brano del suo ultimo libro, si intitola L'ultimo operaio. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. C'è un immenso animale morente dentro i confini della città di Torino. Si chiama Mirafiori ed è la grande e gloriosa fabbrica della Fiat. È stata la fabbrica più grande d'Europa. Per percorrere a piedi il suo perimetro ci vogliono 92 minuti. Nel 1971 ospitava 60.000 operai, oggi sono più di 4.000, la maggior parte vicini alla pensione, tutti in cassa integrazione, che significa che lavorano poco, pochissimo, e guadagnano altrettanto, poco, pochissimo. Nicola Zancan è andato a parlare con alcuni di questi operai, testimoni di un mondo finito, delocalizzato, in lenta ma inesorabile dismissione. Un mondo fatto di lavoro, fatica, povertà, ma anche di orgoglio, di lotte e di sogni. Ha guardato l'animale morente attraverso i loro occhi, che non sono occhi arrabbiati, forse un po' malinconici, sicuramente pieni d'amore. E questo libro, un libro su una fabbrica che sta pian piano chiudendo, è un libro molto poetico. Nicolò, tu sei torinese, cresciuta a Torino, lavori come giornalista alla Stampa, che è sempre stata uno dei gioielli della famiglia Agnelli, la famiglia che ha fondato, governato e ancora governa la Fiat. Insomma, la tua vita personale e professionale ha tanti legami con questa realtà. E infatti dici che per parlarne, per raccontarla, sei dovuto andare via e poi tornare. Che cos'è stata la Fiat per Torino e per i torinesi, e quindi anche per te? Era qualcosa da cui non potevi prescindere. Anche se eri contro, ti dovevi sempre comunque confrontare con quella parola che molti adesso non ricordano più, ma significa Fabbrica Italiana Automobili Torino. E in questa sigla si capisce già che non c'è quasi più nulla di quello che è stato. Era incontrare amici, compagni di scuola che ti raccontavano delle colonie. Era questo giornale, nel quale poi sono andato orgogliosamente a lavorare, che scriveva una piccola notizia per dire che i bambini delle colonie erano arrivati sani e salvi quando ancora non c'erano i telefoni. Era la squadra della Juventus che i immigrati arrivati a lavorare, a fare gli operai, tifavano per riconoscenza. E ogni tanto veniva comprato anche un centravanti proprio del sud, Boninsegna, perché potesse identificarsi con queste persone. Era un'enorme fatica sotto gli occhi di tutti. Era un successo ed era anche, forse, la fabbrica che più di ogni altra incarnava il boom economico, cioè quel momento in cui tutti pensavano che il loro futuro
sarebbe stato migliore del presente. Ed è esattamente quello che abbiamo perso in questo preciso momento. Questi operai che stanno uscendo adesso dalla fabbrica, gli ultimi, sono i primi che andranno in pensione più poveri dei loro genitori. Come sei entrato in contatto con questi operai che racconti nel libro? Mi chiedevo se avessi dovuto vincere qualche loro resistenza o diffidenza o se invece li hai trovati che avevano voglia di raccontare. Ho iniziato a pensare a questo libro mentre lavoravo al libro precedente, che si chiama Antologia degli sconfitti. È una raccolta di persone, diciamo, in bilico, impoverite, con problemi seri a guardare l'orizzonte, ma diciamo schiacciate in un presente continuo. E proprio uno di questi era un operaio che mi ha detto due cose che mi hanno fatto molto pensare, che poi sono rimaste nella mia testa. La prima è che noi la parola cassa integrazione la diamo così come una cosa assodata, quasi neutra, e nessuno in realtà valuta più cosa significhi letteralmente. E lui mi è stato a dire 400 euro in meno di stipendio vuol dire niente pizza, fine delle uscite con tuo figlio, ingrassi perché non sai che fare, anche se non mangi ingrassi. E poi mi ha detto che molte persone stavano male e che per ovviare a questo male andavano a camminare intorno alla fabbrica. Questa cosa mi aveva molto molto colpito. A quel punto, tornando dai miei viaggi, e sì, come dicevi prima, potendo guardarla con occhi, non dico nuovi, ma un po' più distaccati, mi sono reso conto, in effetti, di quello che stava accadendo. E ho chiesto aiuto, diciamo, a un caronte, a una persona che conosco, che avevo incontrato per il mio lavoro, e chiaramente gli ho chiesto di aiutarmi ad avere la possibilità di incontrare un operaio e di poter conquistarmi la sua fiducia. E così è iniziata. Poi col primo ho iniziato a conoscere i suoi amici, fino a parlare con una compagna di un operaio molto amato da tutti, che si chiama Pasquale, che è morto, che era un po' il grande papà di questa famiglia di orfani. Una fabbrica che si spegne vuol dire la riduzione alla fine del lavoro, quindi un grande timore economico, ma c'è anche qualcos'altro, c'è la perdita di senso del proprio lavoro e forse anche della propria persona. Penso al racconto del riparatore del cambio a cui si chiede di non riparare più, perché se poi salterà fuori un difetto le auto verranno richiamate da chi le ha comprate o dai concessionari. E nella pagina successiva al suo racconto c'è quella del trasfertista, l'uomo chiamato a sostituire occasionalmente l'automazione del robot. Ecco, vorrei che ci parlassi di questa perdita di senso. La perdita di senso, secondo me, inizia con quella teoria usata in altri contesti, quella delle finestre rotte. Quando tu inizi a vedere che nessuno ripara più le finestre, hai due sentimenti. Primo, inizi a sentirti un po' insicuro. In genere si applica ai casi, no, delle città sicure o non sicure, ma secondo me è ottima anche per la fabbrica, perché proprio girando noti quante sono le finestre rotte degli stabilimenti dismessi, abbandonati. Quindi tu inizi a vedere che nessuno tiene più a quello che tu in qualche misura ti dedichi. E quando questa cosa succede, il senso inizia a venire meno. Ma come? Io vengo qua tutti i turni, faccio le mie ore, cerco di dire ai ragazzi di stare insieme, perché c'è anche questo problema, no? Del condividere una vita molto faticosa e anche una vita che non ha più un racconto, che non ha più riconoscenza. Quindi a poco vedi intorno a te che le cose cambiano nel senso della trascuratezza, cambiano nel senso che chiudono un bagno per risparmiare sulle pulizie, poi chiudono una traversa, poi non riparano una luce, dicono andiamo un po' più avanti, tanto c'è spazio. Poi vedi che i macchinari lasciano dei segni che diventano come dei tatuaggi perenni, come un segno della storia che non torna più. Poi vedi che crescono le piante tropicali e dici mannaggia, le piante tropicali in centro alla fabbrica. Allora questa trascuratezza, questa lenta dismissione, questo abbandono lento di parti della tua vita ti porta a pensare che nessuno creda più a quello che stai facendo, e quindi tu inizi a mettere in crisi la tua idea proprio del futuro. Cioè, sto facendo qualcosa che non ha più valore, non ha più senso. Questo l'ho visto in tantissimi. Penso che sia un tema più allargato che solo alla fabbrica, cioè il disvalore del lavoro. È qualcosa che sentono moltissimi ragazzi, anche quelli che fanno gli stagionali in Liguria. Cioè il lavoro che una volta era un diritto,
una dignità che tu sentivi forte, adesso è quasi una concessione, è quasi qualcosa che ti viene dato, ma non rompere le scatole, lavora. Questa cosa rende tutti molto soli, molto arrabbiati e molto spersi. Il tuo libro è diviso in atti, il secondo atto si chiama Corpi. I corpi c'entrano molto con questo lavoro, con i sacrifici che richiede, le fatiche, i pericoli a cui espone. La fabbrica ha anche a che fare con le relazioni, d'amore, sessuali, di amicizia, di incontro, come ci hai letto prima nel brano sulla mensa. Il grado di salute degli operai è descritto da delle sigle. Ci racconti come il lavoro in fabbrica tocca i corpi degli operai? C'è un'amica, la protagonista, diciamo, l'operaia, che ha accettato di andare via per eccesso di dolori accumulati e raccontano come i suoi dolori si erano stratificati e prima aveva le ginocchia, allora l'avevano messa in alto al robottino, così si chiama, poi gli sono venuti problemi alle articolazioni, ai gomiti, quindi l'hanno rimessa da un'altra parte. È un lavoro usurante, veramente, si sente spesso questa parola, ma proprio lì ci si consuma. E ci si consuma nell'idea che tutto questo era una storia, aveva un senso e alla fine comunque quelle persone andavano fuori a dire quest'auto l'ho fatta io, quest'auto che vi porta al mare, questa piccola utilitaria o questa macchina per la famiglia in cui stanno tutti i bagagli, l'ho fatta io, c'era un senso, una corrispondenza, mi sono consumato, ma ecco qua il frutto della mia fatica. Quando invece entri in una fabbrica che non ti fa più produrre o al limite arriva a farti lavorare alla 500 Armani, che costava l'anno scorso 46.500 euro, e chiaramente la 500 Armani non può essere l'auto più venduta e l'auto che rappresenta, diciamo, gli operai. Entri in conflitto perché il problema è la corrispondenza tra la tua fatica e il prodotto. È come il fornaio che va alla mattina presto, nessuno lo vede perché tutti stanno ancora dormendo, accende quel fuoco, ma poi c'è il pane e la restituzione. Se tu stai in una fabbrica che non produce auto e ti sei consumato, di nuovo ritorni a quella cosa che dicevamo prima, alla perdita di senso. Alcuni degli operai hanno un passato di lotte operaie sindacali. Anche queste istanze si sono via via spente, la dimensione collettiva si è frammentata e i singoli lottano solo per sé, per portare a casa lo stipendio a fine mese. Che rapporto hanno gli operai rimasti con i loro diritti? Che forza hanno nel farli valere? La cosa più malinconica secondo me è proprio questa. Io ho incontrato tutti operai molto sindacalizzati. Sono gli unici e gli ultimi che credono a quella cosa novecentesca dello stare insieme per lottare per un diritto. La Fiat è stata anche tantissimo questo, è stata lotti sindacali. Nel 1973 un'occupazione di 6 giorni senza un gesto di sola violenza portò a una vittoria sindacale che probabilmente è storica. Le 150 ore di studio per tutti gli operai, 4 settimane di ferie per tutti gli operai e 16.000 lire di aumento. Quindi loro vengono da questa storia. Questa storia è stata tramandata e in qualche misura ha dato una coscienza forte di classe a queste persone. Ora siamo nel tempo dopo, nel tempo della solitudine. Tutti siamo soli nel lavoro che facciamo, per questo la mensa era importante. Lui diceva, ma ti rendi conto che se non capisci il senso di questa mensa non puoi capire la fabbrica, perché loro hanno lottato per tenere quella mensa alla quarta ora, primo per poter avere un momento di stacco e quindi di riposo, secondo per potersi confrontare. L'azienda cosa dice? Io la metto all'ultima, tu devi resistere. Comunque se vuoi te la do perché è un tuo diritto, ma sa già che all'ultimo tutti se ne vanno e sa che la gente non si parla più, gli operai non si parlano più. Ed è questa solitudine che viene cercata oggi nel mondo del lavoro. E proprio il sindacato è uno dei grandi, diciamo, sconfitti del Novecento, come altre cose, per certi versi anche il giornalismo, e per certi versi anche l'idea del fare le cose, del farle bene. Sono tutti tre fantasmi che si aggirano in questo tempo nuovo. Essere operai oggi vuol dire essere poveri, gli stipendi sono bassi, la cassa integrazione rode quei pochi soldi. Vuol dire non poter uscire a mangiare la pizza, comprare solo cose scontate. A un certo punto uno degli operai fa un calcolo. Per guadagnare quanto Tavares, che è stato amministratore delegato di Stellantis ed è stato liquidato nel 2024 con una buona uscita folle, un operaio dovrebbe lavorare 1000 anni.
quando ho letto questo calcolo mi sono chiesta: ma dov'è finita la rabbia che questo tipo di informazione dovrebbe suscitare? Questa è una risposta che non ho. Anche io mi domando come mai, forse nell'epoca delle 2000 indignazioni non ci si può più indignare di nulla, cioè forse c'è un eccesso di rabbia sui social, tutto ci scandalizza ma alla fine nulla ci colpisce veramente. Siamo come pugili suonati, alla fine stiamo immobili. Io non so rispondere a questo, l'ho notato in tante cose, anche seguendo il filo di quell'altra storia delle antologie degli sconfitti, cioè vedendo più i giovani, questo lavoro, il famoso lavoro con l'ossimoro, lavoratori poveri, cioè che è una cosa assurda, cioè lavorare tutto il giorno per non riuscire a portare a casa uno stipendio che ti dà la prospettiva non solo di, ma un minimo, di affittare una casa. Lavoratori poveri, ecco, anche gli operai sono diventati lavoratori poveri e la rabbia si è persa nella mancanza di, io penso, posso azzardare, di politica e di socialità, cioè di posti dove le persone vanno veramente insieme a confrontarsi e si sentono affratellate in qualche misura dal destino degli altri. Non c'è più questo, siamo apparentemente tutti collegati ma tutti soli. Dicevo all'inizio che questo libro è pieno di poesia e benevolenza verso un lavoro che è stato duro e alla fine anche ingrato. Tu come te lo spieghi questo amore? Ma c'è stato, perché c'è stato veramente quel senso, perché veramente i padri hanno trasmesso a questi operai che ho incontrato io la fierezza di fare le cose. E i padri chi erano? Erano quelli che dicevamo prima, cioè quelli che erano partiti dalle campagne della Puglia o dal Veneto ed erano venuti qua veramente accolti anche duramente al nord, a Torino. Non erano stati accolti bene, diciamo la verità. Ma in questa idea di riscatto c'era un senso di felicità, c'era un senso anche di bellezza. E questo senso è stato trasmesso ai figli. Molti di questi che ho incontrato io sono figli di operai. Il problema è che nel frattempo si è rotto quell'incantesimo che diceva: ok, ti spacchi la schiena, ma tuo figlio starà meglio di te. Adesso resta la poesia di un ricordo, una certa epica, ma non c'è più memoria. E questo rende tutto molto desolante, perché è ovvio, le fabbriche possono aprire, possono anche chiudere, ma è una fine un po' irrispettosa, secondo me, quella che sta andando in scena qui. Cioè, senza riconoscenza. E la riconoscenza sta nella ricchezza di chi quel lavoro l'ha messo a frutto e adesso ne gode in altri paesi, ha moltiplicato gli utili e adesso li sta investendo in beni immateriali che producono altri utili. È un tempo in cui il senso del cambio C114, che è quello che fa il mio operaio protagonista, non c'è più. Cioè di andare lì, reparto qualità, controllare ogni singolo dente e cercare di fare il lavoro ben fatto. Non so dove si sia perduta tutta questa cosa, ma è una storia che si è perduta. Ci sono 2 pagine che mi sono piaciute molto, ti chiederei di leggerle, si chiamano Carta d'identità. Questa è la storia dell'amico dell'operaio protagonista, Enzo. Ho chiesto a Salvo: tu hai mai conosciuto il signor Bertone? Era uno che non si nascondeva agli operai, mi ha risposto. Non so perché, ma mi è sembrato di capire al volo a cosa alludesse. Salvo, da ragazzo, ha preso il posto del padre alla Bertone. Non immaginava che un giorno sarebbe finito alla Fiat. La Bertone era una carrozzeria di auto bellissime, modelle di alta gamma, pezzi unici rimasti nella storia. Era un padrone che ci salutava, cercava di parlare con noi, ha detto. Bertone era una persona che aveva imparato a lavorare e quindi a rispettare il lavoro degli altri. Lui era un imprenditore, era autorevole, era capace, educato e gentile. Bello, ho detto guardando per terra. Capace, educato e gentile, ha ripetuto Salvo. E tu? Come stavi lì? Ho domandato. Non mi sono mai svegliato un solo giorno senza voglia di andare a lavorare. Ero rispettato e facevo un lavoro rispettabile. Dopo, alla Fiat non è più stato così. Per un po', io e Salvo siamo rimasti in silenzio, senza aggiungere niente. Ognuno pensava alle sue cose, io personalmente a certi amici che non ci sono più. Poi Salvo ha ripreso il discorso da dove aveva interrotto. Alla Bertone c'era una coesione forte, il livello di consapevolezza era alto, operai di tutti i tipi, analfabeti e scolarizzati, anche uno, me lo ricordo come se fosse oggi, a cui mancavano 4 esami alla laurea.
maledetto lui, doveva andare avanti. Eravamo una fabbrica con molti diritti e molti doveri. Se una vite entrava storta e si sbucciava, doveva essere cambiata perché anche quella singola vite doveva essere perfetta. Pretendevano la qualità e ti davano il tempo necessario. È stato in quegli anni lì che, una volta, quando ero all'anagrafe di quartiere, ho chiesto di specificare il mio mestiere. Davvero? Me lo sono fatto scrivere sulla carta d'identità. Professione: operaio. Abbiamo dato voce all'ultimo operaio di Nicolò Zancan, Einaudi editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Simone Pieranni. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Cosma Castellucci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.